Straordinaria lacrimazione di una statua di Gesù. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un evento che ha avuto luogo in tempi recentissimi, l'8 dicembre del 2022, presso Stupinigi di Nichelino, che è una zona periferica di Torino. Siamo praticamente all'interno di un luogo dove si svolgono delle preghiere, noto come la Taverna degli Angeli, all'interno del Parco Naturale di Stupinigi. L'associazione Luce dell'Aurora si era riunita per recitare il rosario in occasione della solennità dell'Immacolata Concezione, e le intenzioni del rosario erano state offerte per delle famiglie bisognose. A un certo punto, mentre erano raccolti in preghiera proprio in questo parco, alcuni fedeli si sono accorti che dalla statua di Gesù, che è proprio dedicata al Sacro Cuore di Gesù, scendevano delle lacrime chiaramente dagli occhi, e questo fenomeno si è ripetuto per ben 4 volte. Il tutto è stato ripreso con telefoni cellulari. Quindi a un certo punto è chiaro che poi la statua è stata trasferita da lì presso l'Arcivescovado di Torino per essere sottoposta alle dovute analisi. Da notare, ecco, che in quel luogo era accaduto molto tempo prima, negli anni 80, per 7 anni. In quello stesso parco la Madonna era apparsa negli anni 80 nei pressi di una quercia ad un giovane uomo che ai tempi lavorava come operaio, insomma, di una nota casa produttrice di macchine. Quindi già allora, insomma, si erano verificati dei fenomeni veramente inspiegabili ai tempi di queste apparizioni della Madonna, che sarebbero durate 7 anni in quel parco negli anni 80. Tuttora non sappiamo assolutamente nulla sull'esito degli esami che sono stati fatti. Chiaramente il liquido delle lacrime è stato prelevato, sono state fatte chiaramente anche delle radiografie, delle TAC, per esplorare l'interno della statua, per vedere se questa lacrimazione fosse indotta dai meccanismi interni. Si sa solo che la statua continua a essere trattenuta in curia, però sappiamo, ecco, che la famiglia che ha costruito questa statua, che famiglia onorata e rispettabilissima, abbia deciso, siccome il parco è stato privato di questa statua del Sacro Cuore di Gesù, che serviva proprio come punto di riferimento per le preghiere di questa associazione, appunto di Luce dell'Aurora, allora la famiglia che aveva fornito questa statua ha provveduto a fornire un'altra statua del Sacro Cuore di Gesù, in modo che in quel luogo le preghiere possano avvenire, insomma, continuare a esserci, perché col prelievo della statua, insomma, era anche brutto, insomma, pregare senza una statua davanti, no? E quindi, grazie alla generosa donazione della famiglia che aveva creato la statua, fornito la statua precedente, si è potuto riprendere le preghiere in questo luogo che già diversi anni prima era stato teatro di fenomeni soprannaturali. Si attendono gli esiti degli accertamenti disposti dalla curia, e per il momento la statua è trattenuta nella curia, e quindi quando si saprà qualcosa, insomma, sicuramente vi terrò aggiornati sull'argomento. Ecco, spero che queste immagini abbiano potuto toccare il vostro cuore e siano per voi fonte veramente di tantissime grazie e benedizioni per chi ci pregherà davanti.
questo straordinario segno dell'amore costante di nostro Signore per l'umanità, che lo ha spinto a dare la vita e a versare non solo le lacrime ma anche tutto il suo sangue per la nostra salvezza. Vi ringrazio dell'attenzione, carissimi, e vi auguro una santa serata.